No, I'm not a writer. Che stai facendo? Sto provando a prenderti i peli. Che roba? Cosa fa? Impazzita, eh? E fa le cose là. Oh, ma alla fine dov'è che abito? Vediamo. Acca! Coi cavallos. Ah, ciao vicino cavallo. No, è distante, non mi sente. Dovrei aumentare il loudness. Oh Hani, prima di andare a dormire ti porto a vedere il castello. Vuoi che andiamo a vedere il castello? No, tu guardi di là. Se ci sono... perché senti i bau. Ma non c'è niente, al massimo qualche cinghialo qua nell'oscurità. Là ci sono i cavalli. Oh che bel castello, cane pericoloso, pericolosello. Eh? Visto che bel castello? Proprio un bel castello. Solo noi Hani. Lascia stare il gatto. Queste rocce sono deliziose. Vieni Ami. Ma cammina sulle mura cane. Dai. Ma che bello, vieni di notte neanche gratis, sono pagato. Fa un cazzo, è là. Guarda che cane cagone. Guarda che cane cagone. È tanto la figa che vuoi uccidere i gatti, vuoi uccidere i cani e dopo ti caghi addosso per delle scale. Anche io volevo. Oh, carissimo Roberto! Tanto quanti giorni sono? No, loro stanno, noi Figa! Ma è una macchina fotografica? Sì, sì, Dai! Ma come mai sta forma strana? perché sono quelle macchine fotografiche che usavano 60 anni fa e... No, ma è d'epoca sul serio? Sì. Dai! Che storie! E beh, ovviamente è su pellicola. Ed è ovviamente su pellicola 6x6, quindi il formato negativo è 6 cm x 6 cm. Il rullo tiene storiazze. 12 pose. Bella passione anche quella. E l'altro strabicolo cos'è? E questo qua è l'esposimetro. Ovviamente lei non ha esposimetro perché all'epoca non esistevano integrati nelle macchine, e questo qui è un cioè io punto
dove intendo esporre la luce, lui mi dà una lettura Sì? e in base al rullino che ho dentro io gli imposto Figata. il ISO e quant'altro e regolo la macchina di conseguenza. Che storiazzo. Bella passione. Buona serata. Altrettanto, ciao. Qua. H. Credo. La piazzola panoramica. Vediamo, dovevamo perderci di giorno, non adesso, non si vede niente. Si vedono le luci in lontananza e basta. Ah, le colline toscane. Ok, so che può sembrare incredibile, ma mi sono perso, come sempre. Vabbè, dai, al massimo ci viene fuori un cinghialo. Io i cinghiali li conosco, basta. Però era carino anche trovare il camper, andare a dormire lì. No, vabbè, il castello è qua, cioè ce l'ho qua. Il parcheggio è alle spalle, ma arrivarci è un'impresa. È un labirinto qua e non vogliono farci arrivare al parcheggio. Sarà per buttare su le ore? Oh, ecco qui l'abitazione, amici. Eccoci arrivati. Che stanchezza. Vieni, cara. Che ti libero. Che vai libera und felice. Like a farfalla.